Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Da una lite in un parcheggio a Pavia al colpo mortale, sferrato al collo con un coltello, è morto così Gabriele Vaccaro, 25enne di Favara, ferito all'addome anche un amico della vittima. La polizia è a caccia degli aggressori. A Caltanissetta un trentenne evaso dai domiciliari si è barricato armato in casa di un conoscente. Dopo ore di tensione e alcuni colpi esplosi, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Il 2 aprile il padre era stato vittima di tentato omicidio. Proseguono senza sosta le ricerche nel mare di Eloro, nel territorio di Noto, dove da venerdì risulta disperso un ragazzo danese di 14 anni. Il ragazzo è scomparso dopo un tuffo insieme alla fidanzata. Guerra e caro carburanti si ripercuotono anche sui costi dello smaltimento dei rifiuti. La Sicilia orientale resta senza discariche, dipende dall'estero. Raccolta a rilento a Catania, in difficoltà 200 comuni. Centro storico di Catania invaso dai topi, tra lo stupore dei turisti e l'indignazione di residenti e commercianti. Calcio, il Palermo batte il Cesena 2-0, resta a 4 lunghezze dalla promozione diretta con Monza e Frosinone che non frenano. I rosanero vedono i play-off sempre più probabili. Ben trovati. La vicenda drammatica di un ragazzo, di un 25enne siciliano di Favara che è morto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato a Pavia in un parcheggio del centro. Il giovane, in compagnia di amici, avrebbe avuto una lite con un gruppo di ragazzi, uno dei quali armati di un coltello, ferito al ventre anche un amico che è ricoverato in ospedale. Emanuela Corsi. Una lite in un parcheggio, poi la coltellata al collo. Non c'è stato nulla da fare per un giovane siciliano gravemente ferito a Pavia durante una lite notturna nel parcheggio dell'area Cattaneo, nei pressi del centro storico. La vittima si chiamava Gabriele Vaccaro, 25enne di Favara con la passione per il calcio. Lo vediamo in queste foto che lo ritraggono con la maglia delle squadre con cui ha giocato. Il 25enne aveva lasciato da poco la Sicilia e si era trasferito a Pavia per lavorare alle poste. Erano circa le 3 di notte quando stava andando a recuperare l'auto insieme agli amici. Proprio nel parcheggio, secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbe nata una discussione con un gruppo di ragazzi di origini straniere. Uno di loro, armato di coltello, lo avrebbe colpito al collo. Una ferita inizialmente sottovalutata, tanto che il giovane era stato portato a casa per le medicazioni. Solo successivamente, non riuscendo a fermare la perdita di sangue, è stata chiamata l'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni erano già gravissime, aveva perso molto sangue ed è stato subito portato in sala operatoria, ma non ce l'ha fatta. Sull'aggressione, culminata in omicidio, sta indagando la squadra mobile del luogo che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area del parcheggio. Sotto shock l'intera comunità di Favara, sui social il cordoglio del Consiglio Comunale. Non ci sono parole per descrivere il dolore di fronte a una vita spezzata così brutalmente mentre si trovava lontano da casa per inseguire il proprio futuro e onorare il proprio impegno lavorativo. Messaggi anche da parte delle società di calcio dove Gabriele giocava. Adesso ci spostiamo a Caltanissetta. È stata una mattinata di paura in un quartiere della città dove un uomo che era evaso dai domiciliari, si trovava ai domiciliari a Ragusa, si è barricato in un appartamento di un conoscente. Nella zona si sono sentiti anche colpi d'arma da fuoco, l'uomo è stato arrestato dalla polizia. Il padre di quest'uomo era stato recentemente vittima di tentato omicidio. Ma sentiamo Rita Cinardi. Momenti di grande tensione questa mattina a Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, dove un uomo evaso dagli arresti domiciliari si è barricato armato di pistola all'interno dell'abitazione di un amico, facendo scattare un imponente intervento delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato dopo che il trentenne, che stava scontando la pena ai domiciliari a Ragusa, non è stato trovato durante un controllo della polizia. Le ricerche si sono subito concentrate nel capoluogo nisseno, dove poco dopo, proprio nella zona dell'appartamento, sono stati uditi alcuni spari. Da quel momento il quartiere si è trasformato in un'area blindata. Strade chiuse, uomini schierati e residenti invitati a non uscire da casa. Una mattinata vissuta con paura e apprensione da chi abita nella zona, rimasto all'interno delle proprie abitazioni, mentre all'esterno si susseguivano le operazioni. Sul posto il questore Marco Giambra, insieme ai negoziatori e agli agenti dell'unità operativa di primo intervento, reparto antiterrorismo della Polizia di Stato.
Per ore l'uomo è rimasto all'interno dell'appartamento armato, poi, poco prima delle 15, il tentativo di fuga. È uscito improvvisamente dall'abitazione ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno recuperato la pistola. Nonostante gli spari e le ore di paura, nessuno è rimasto ferito. Resta da chiarire cosa sia accaduto durante le ore dell'assedio e il motivo degli spari uditi in mattinata. L'uomo arrestato è figlio del 58enne Emanuele Miraglia, rimasto ferito lo scorso 2 aprile durante una sparatoria avvenuta in contrada Iuculì al culmine di una lite con un vicino. Per quell'episodio un 62enne è stato arrestato ed è attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio. E noi restiamo a Caltanissetta, dove è giallo perché un altro uomo evaso dai domiciliari, il detenuto con il braccialetto elettronico è stato trovato morto nelle campagne di Caltanissetta, appunto. Secondo una prima ricostruzione, ieri il 46enne avrebbe rotto il dispositivo di controllo e sarebbe fuggito da casa. I carabinieri lo hanno trovato appunto morto, ma senza particolari segni sul corpo. Per questo il PM ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia. E purtroppo non ci sono ancora notizie del 14enne danese disperso in mare da venerdì mentre faceva il bagno con la fidanzatina. Noi questa mattina con il nostro Francesco Aloi siamo tornati sul posto. Sentiamo. Sì, sappiamo che è scomparso un ragazzo e speriamo che lo possano trovare al più possibile. Chi ha deciso di trascorrere la domenica nella spiaggia di Eloro a Noto non sapeva di Jack, il 14enne disperso in mare da venerdì. Abbiamo saputo questa cosa, speriamo bene. Ci dispiace per la famiglia soprattutto. Il ragazzino era in vacanza in questo hotel con la fidanzatina e la famiglia di lei. Un tuffo in mare con la ragazza e poi lui è scomparso. Guardia costiera e vigili del fuoco sono al lavoro ormai da 3 giorni. In questo momento l'elicottero della Guardia Costiera sta sorvolando lo specchio acqueo che dista 10 miglia dalla costa, ma lungo il litorale ci sono anche i sub che stanno setacciando tutta la zona. L'operatore sta adoperando il drone e da questa postazione riusciamo a vedere la trasmissione in diretta per avere più occhi sulla situazione. Sul campo ci sono anche loro, i volontari della VCN. Abbiamo addirittura anche droni con la termocamera e insomma siamo in supporto alle operazioni. Quando poi l'elicottero va a caricare o a fare lo scambio, automaticamente iniziamo nuovamente a volare, facciamo una mappatura della situazione. Intanto i genitori di Jack non sono ancora arrivati. La fidanzatina invece è chiusa in camera con mamma e papà. Cambiamo decisamente argomento, rifiuti a peso d'oro, lievitano i costi di gestione per circa 200 comuni della Sicilia orientale, tra questi Catania, sono davvero guai. Gli ingressi contingentati nell'impianto di Codavolpe mandano in tilt la raccolta nell'8 centro della città. Sentiamo Tonino De Mana. Il caro carburanti, i conflitti in Medio Oriente, le discariche quasi sature, l'alta percentuale di rifiuti indifferenziati da raccogliere e poi da trattare, la lunga attesa per la realizzazione dei termovalorizzatori, le immancabili sacche di inciviltà. Catania e Palermo piegate da una cronica emergenza che ha radici profonde, con un sistema ereditato da amministrazioni regionali che negli anni, al di là di parole e proclami, non sono riuscite ad andare oltre. Il governo Schifani ha avviato l'iter per la costruzione di 2 termovalorizzatori, ma tra ricorsi e pastoie burocratiche bisognerà aspettare almeno 2-3 anni, se tutto andrà bene. E intanto i rifiuti siciliani finiscono in Danimarca o al nord Italia, facendo lievitare costi e tari, quest'ultima a Catania, la più alta d'Italia. A questo si aggiungono una serie di fattori internazionali che hanno fatto aumentare il prezzo della singola tonnellata di rifiuti da 250 a 400 euro. E 200 comuni siciliani sono alle prese anche con la saturazione dell'impianto TMB di Codavolpe gestito da Sicula Trasporti, con il risultato che il sito di trattamento meccanico e biologico può lavorare soltanto una parte dei rifiuti che riceve. A farne le spese il comune di Catania, che specie nell'8 centro si trova ad affrontare l'ennesima emergenza, visto che gli ingressi contingentati hanno lasciato dietro i cancelli i mezzi di Gema, una situazione che ha indotto il sindaco Trantino ad emettere un'ordinanza urgente per precettare l'impianto di Termini Imerese, estremo rimedio qualora l'emergenza rifiuti dovesse acuirsi o precipitare.
Il costo del carburante alle stelle ferma i pescherecci siciliani, gli autotrasportatori convocati mercoledì al Ministero dei Trasporti, ma lo stato di agitazione rimane. Luca Ciliberti. Il caro carburante sta mettendo in crisi il comparto della pesca e quello degli autotrasportatori. In tutta la Sicilia le marinerie sono in agitazione, le imbarcazioni d'altura non escono da mesi in mare aperto a causa dell'impennata del prezzo del diesel e cominciano a immaginare proteste eclatanti fino a quello di bloccare lo stretto di Messina nei giorni della festa dei lavoratori. Chiedono soluzioni al governo nazionale. Ad oggi il gasolio, che costa circa 1,45-1,60 rispetto a un mese fa che costava 80 centesimi, rende gli operatori l'esercizio insostenibile, quindi non siamo più in grado di uscire in mare e non si riesce a pescare per recuperare le spese. Alta tensione anche tra gli autotrasportatori. Il consorzio dei siciliani, che nei giorni scorsi aveva fermato i mezzi nei porti dell'isola, è stato convocato per mercoledì prossimo al Ministero dei Trasporti. La stessa convocazione è stata ricevuta dalle sigle con le quali non si riconoscono i siciliani, ma al di là delle rivendicazioni di parte, per il comparto permane lo stato di agitazione in attesa di risposte alle richieste concrete avanzate al tavolo delle trattative. Chiediamo dei fondi per abbassare il costo del biglietto delle navi, perché oltre al caro gasolio noi abbiamo bisogno di abbassare le tariffe delle navi, perché oggi è impossibile poter viaggiare con le navi con un ricarico di almeno 600 euro per ogni tratta. La situazione resta dunque critica, ma al momento nessun impatto sui beni di consumo che continuano ad arrivare regolarmente sui banchi dei mercati e nei supermercati dell'isola. E adesso torniamo alle morti bianche, alle 2 morti bianche a Palermo. I familiari delle vittime di via Marturano annunciano una manifestazione per mercoledì con l'obiettivo di non fare calare l'attenzione sulla vicenda. Intanto sono ancora molti gli elementi al vaglio degli investigatori. Marco Gullà. Giustizia e verità è la richiesta che arriva dai parenti di Daniluk Tiberi Mikai e Najai Jaledin, i 2 operai morti nell'incidente avvenuto in via Marturano. Per questo, nel giorno della manifestazione in programma mercoledì, saranno ricordati proprio sul luogo della tragedia. Un momento di commemorazione che vuole però andare oltre il ricordo per mantenere alta l'attenzione sulle criticità che riguardano il mondo del lavoro, in particolare nel settore edile. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente avvenuto 10 giorni fa. Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi, tra cui alcuni segni trovati sul muro dell'edificio compatibili con lo sfregamento del cestello della gru. Restano inoltre dubbi sul funzionamento del mezzo, sono in corso verifiche per accertare se il camion fosse in condizioni di sicurezza adeguate. Secondo quanto emerso finora, il braccio della gru era esteso al massimo, una condizione ritenuta rischiosa. Il mezzo infatti sarebbe stato posizionato più lontano del previsto per non intralciare le attività commerciali della zona. Tanti aspetti che potrebbero essere decisivi per chiarire in modo definitivo come e perché i 2 operai hanno perso la vita. Evento di solidarietà oggi a Niscemi in occasione della consegna al sindaco ma anche alle istituzioni di un assegno che è frutto di una raccolta a sostegno della popolazione colpita dalla recente frana. Oggi dalle 11 alle 15 per le vie del comune si è respirato il profumo di pizze appena sfornate distribuite gratuitamente da pizzaioli del team Pizza Mission in segno di vicinanza e solidarietà alla popolazione. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo direttamente a Catania per mostrarvi l'esagerato numero di topi nel centro storico. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 a Catania, il centro storico invaso dai topi, il tutto tra lo stupore dei turisti e l'indignazione di residenti e di commercianti. Il presidente della CIDEC, Costanzo, dice animali fuoriusciti da lavori di scavo, il comune intervenga subito. Tonino De Mana.
L'immagine simbolo è quella che vedete, 2 giovani turiste a piedi verso Sant'Agata al carcere. Fin qui nulla di strano, ma basta osservare attentamente il marciapiede per notare un topo invischiato nella colla, un altro è addirittura appoggiato sul davanzale di una finestra all'altezza della salita dei Cappuccini. Catania è alle prese con l'ennesima emergenza, con imprevista invasione di ratti che non lascia dormire sonni tranquilli a residenti e commercianti. In molti puntano il dito sui tanti rifiuti e resti di cibo sparsi sui marciapiedi, altri sostengono che i topi siano fuoriusciti in seguito ad alcuni lavori di scavo. Alle mie spalle c'è il cantiere da dove escono i topi. Siamo invasi, tutti i turisti guardano i topi e hanno paura. Costanzo sollecita un intervento immediato dell'amministrazione comunale. Chiediamo che subito facciano una sanificazione in pieno centro. L'approssimarsi dell'estate e il caldo rischiano di aggravare la situazione, rappresentando un serio pericolo per la salute pubblica. Intanto domani mattina a Catania sono previsti disagi alla circolazione per un corteo studentesco autorizzato dalla Questura per dire no al silenzio e all'isolamento a scuola dei giovani più vulnerabili. Dalle 7 del mattino sarà istituito il divieto di transito in via Firenze, nel tratto compreso tra via Guglielmo Oberdan e largo Rosolino Pilo. La manifestazione si svolgerà dalle 8:30 alle 13:30 con partenza da via Firenze, attraversamento di Piazza Trento, Viale 20 Settembre, Piazza Roma e altre strade del centro. Durante queste ore scatteranno divieti di sosta e chiusure temporanee al traffico. Le autorità consigliano di evitare il centro cittadino nelle ore della manifestazione o di utilizzare comunque dei percorsi alternativi. A Catania c'è una nuova moda, si chiama soft clubbing, DJ set e cappuccino per una domenica che cambia il ritmo della città. Orazio Longo. Arriva dall'Europa la moda del DJ party alla luce del sole e Catania, terra fertile per il lifestyle, torna a svegliarsi a tempo di house con la formula del soft clubbing che fa incontrare il mondo della notte con il relax della colazione e del brunch. Un trend che ha già conquistato città come Berlino, Londra, New York e Milano e che sembra incontrare il favore dei catanesi. Noi viaggiamo spesso, quindi abbiamo visto in giro per il mondo questi format nuovi che stanno nascendo e non sappiamo. A stare dire un'ambientazione quasi newyorkese per come è il mood della giornata. Il format, che lancia un modo diverso di vivere la musica e la socialità, è tornato domenica mattina al MA di Catania. La sera non uscirei mai con i pezzi agli occhi, qui ce lo possiamo permettere. È molto più comodo, scarpe basse. Speravamo in una giornata un po' più calda, però va bene così. L'importante è essere nel mood giusto. Ballare di giorno non è una novità, perché c'erano i famosi after negli anni 90. Solo che negli after tu non dormivi, era il continuo, finiva la serata in discoteca, non dormivi e continuavi a ballare. Questo non a caso si chiama soft clubbing. Insomma, da un lato la musica, dall'altro il profumo del caffè e le brioche accanto alle console, meno alcol e più connessione con la pista che si anima, mentre la città fa colazione e poi pranza. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torneremo con il calcio, con la vittoria di ieri del Palermo. A tra poco. E siamo al calcio con questa doppietta che vi faremo vedere di Poyampalo. Il Palermo liquida il Cesena con un punteggio di 2-0. I rosanero sono comunque sempre quarti in classifica. Il servizio.
Il Palermo continua la sua marcia al Barbera con la doppietta di Poyampalo, regola la pratica Cesena 2-0 e vittoria che comunque non avvicina il rosanero alla promozione diretta, visto che ormai a 3 giornate dalla fine della regular season i punti di distacco dal secondo e terzo posto sono 4. Monza e Frosinone non mollano, il Palermo per arrivare in Serie A dovrà probabilmente giocarsela ai playoff. Ci ha pensato il solito Poyampalo, un gol per tempo e prestazione maiuscola da parte del finlandese, illegale per la categoria. Oltre 32.000 spettatori al Barbera, ci sono anche gli ex Miccoli e Pastore. Dopo pochi minuti Palermo già avanti, azione insistita, Poyampalo mira all'angolo, palo gol, 1-0. Il Palermo vola, altra grande occasione, Ledo Aronna, botta sicura, miracolo di Klinsmann. Poi è Gomis a salvare la sua porta qualche minuto dopo. La partita è frizzante, godibile. Nella ripresa la gara si mantiene su buoni ritmi, il canovaccio non cambia, i rosa cercano di controllare fraseggiando a centrocampo ma cercando di non scoprirsi troppo. Minuto 71, il Palermo la chiude, palla di Rui Modesto con su scritto spingimi in rete, Poyampalo è lì e non sbaglia di testa, 2-0. Negli ultimi 10 minuti il finlandese sfiora la tripletta dopo una bella discesa di Vasic, mentre il Cesena colpisce la traversa con un colpo di testa di Piacentini. Finisce 2-0 per il Palermo, l'unico rammarico è quello di non aver accorciato verso Monza e Frosinone. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che sapevamo i risultati delle avversarie, prima della gara speravamo di rosicchiare qualcosa, per cui era un bel macigno sulle spalle dei miei giocatori, ma ancora una volta hanno dimostrato il loro valore e sono molto soddisfatto della partita. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata. Il Catania è